la caffetteria, manca un microfono per il giardino, manca un... Ce lo facciamo prestare. Ma forse cominciando con qualche parola si riesce a esercitare una pressione. No, anche io. Questo andava perché lì andava forse alla regia. Qualcuno l'ha rubata. Questo andava perché era lì prima. Male che vada, però. Adesso funziona? Sì. Perfetto. Vado? Basta. Comincio? No, aspettiamo ancora, dovrebbero venire, sono ancora fuori, non sono tanti. Ma vedo che tutti gli strumenti non sono sufficienti. Allora apro la seconda parte della sessione del pomeriggio con il contributo di Amalia Donatella Basso, che parlerà su alcuni restauri di opere del Tintoretto conclusi negli ultimi anni. Il titolo che ha scelto suona "Ancora qualche riflessione sui restauri delle opere del Tintoretto". Per cortesia. Sì, grazie. Per cominciare, alcune cose sulle Due Marie, opere che continuano a incantare e stupire, soprattutto dopo l'ammirevole restauro, con la rimozione di ridipinture e vernici ingiallite. Il confronto con la materia impalpabile e le analisi condotte hanno fornito nuove possibilità di conoscenza e riflessione, ma nonostante ciò seguitano a suscitare interrogativi e pensieri diversi. Le straordinarie caratteristiche tematiche del soggetto, evidenziate da tutta la critica, non hanno portato a conclusioni certe relativamente ai contenuti della rappresentazione e alla relazione con il contesto, il ciclo mariano sulle pareti della sala inferiore. La stessa figura di donna che la critica recente si è orientata a considerare Maria, rappresentata due volte, colta di fronte e di spalle nei due dipinti, che sono posti l'uno di fronte all'altro, continua a rimanere per non pochi versi inviolabile nel suo mistero. Sono certamente il frutto di un pensiero creativo sublime che ha trovato espressione scindendosi in due significati gemelli e complementari. L'aver concepito e iterato la solitaria figura di Maria, che ha con sé, in entrambi i casi, solo un libro, in quel sovrastante contesto naturale notturno, non ha paragoni nella storia della pittura veneziana contemporanea. La presenza di donne, di notte, presso sorgenti, corsi d'acqua, sotto alberi frondosi, comunque donne non in lettura, è quasi sempre collegata a vicende mitologiche o a allegorie profane, ad esempio l'allegoria di Lorenzo Lotto della National Gallery di Washington. Nella Bibbia i sogni rivelatori inviati nottetempo da Dio raggiungono Giacobbe, suo figlio Giuseppe nell'Antico Testamento, Daniele, i magi, la moglie di Pilato, Giuseppe, sposo di Maria che mentre dormiva viene invitato a fuggire in Egitto per evitare la strage di Erode e tanti altri. Ma qui si tratta di lettura e riflessione. Nel caso di Maria in lettura Nel caso di Maria, credo di aver fatto un pasticcio. No. Ritorno qui. Nel caso di Maria in lettura viene rappresentata una donna senza volto, senza nemmeno un profilo. Una giovane donna aureolata che resterebbe sconosciuta e anonima se non venisse posta in relazione con l'altra ritratta di fronte, che indossa le stesse vesti che sono anche quelle della fuga in Egitto.
L'originale colore azzurro del manto risulta trasformato in qualcosa di giallino marroncino perché lo smaltino di cui è composto si è alterato in seguito a un processo documentato ampiamente nelle opere di Jacopo Tintoretto. Jacopo meglio, come abbiamo imparato dal prezioso testo di documenti appena pubblicato. In entrambi i dipinti aleggia la notte, che accoglie ancora nell'oscurità tracce di luce, e la magia della luce della luna, che è un riflesso di quella solare, che qui non si vede la luna, ma si percepisce oltre le nubi e nella luminescenza intensa che pervade il paesaggio, che evoca la luce nell'immensità delle tenebre, che dalla superficie del ruscello si riflette sulla corteccia degli alberi, sulle fronde, argentea sul paesaggio, sulle montagne e colline in lontananza, che consente la lettura anche senza un mozzicone di candela o un lume, addolcisce ogni cosa, mitiga i pericoli che le tenebre possono celare e rischiara il cammino. Le intense pagine che Mary Pittaluga quasi un secolo fa dedicava a Tintoretto e alla sua luce sono ancora adesso emozionanti, esemplari e utili a questa lettura. La luna è sempre stata messa in relazione con la donna e i ritmi naturali, dalla nascita alla morte e con la fecondità, tema immenso al quale si può solo fare cenno. Maria in lettura appare così ben inserita nel contesto ed è parte integrante dell'incanto naturale. Ha sulle ginocchia un libro importante, tra virgolette, come si evince dalla dimensione. Non è un libro di preghiere, del tipo di quelli che si vedono accanto a Maria nell'Annunciazione o mentre tiene Gesù bambino in braccio. Un libricino da donne, come venivano definiti, con gli uffizi della Madonna, i salmi, le preghiere. Potrebbe trattarsi delle sacre scritture che racchiudevano anche le profezie di salvezza e di cui Maria sarà mite strumento affinché ogni cosa avesse compimento. Se lungo le pareti della sala inferiore si dispiegano le immagini relative alle storie evangeliche che hanno a protagonista la Vergine, Maria e Gesù, che sono poche nell'insieme e che hanno un intento unitario, che sono infatti definite storie mariane, a partire dall'Annunciazione e dall'adorazione dei magi, poi la fuga in Egitto, la strage degli innocenti, la presentazione al Tempio, infine, a conclusione del percorso terreno, l'Assunzione, credo si possa pensare a qualcosa che è avvenuto prima, quando Maria, giovane, non era sposata né madre. Forse ancor prima dell'Annunciazione, come lascerebbe intendere la colomba posta in prossimità della biforcazione dell'albero, che più che altro è una suggestione di colomba. Non ha testa, non ha zampe, non si capisce dove possa appoggiare, ha lo stesso colore della corteccia. Maria in questa immagine, probabilmente, non ha ancora ricevuto la visita dell'angelo, la colomba dello Spirito Santo, che effonde doni spirituali, tra cui la predizione di eventi futuri, e chiama i suoi a raccolta, le sta accanto, ma ancora non è entrata in comunicazione con lei. Tutto deve ancora compiersi, tutto è sospeso. In questo caso l'esercizio di lettura di Maria nella notte può andare oltre l'effettiva possibilità fisica, perché qui si tratta di esercizio spirituale che porta alla conoscenza e conduce alla rivelazione. Si percepisce come un abbandono fiducioso, una perfetta consonanza tra Maria e l'ambiente sereno e quieto. Della Maria in meditazione poco o nulla si sa, non si comprende bene nemmeno la dimensione del libro. Rimane astratta e lontana perché di lei manca il volto, non sappiamo il suo stato d'animo, non traspaiono i sentimenti. Se l'aspetto esteriore, come riflesso della realtà interiore, viene negato, non vi è dubbio però sulla sintonia che la lega all'ambiente circostante, come si evince dalla posa spontanea e vivace. A quella parte del creato che la circonda, al ruscello che la sfiora, alla palma che le sorge accanto. Non mi risulta che fino ad ora sia mai stato dipinto qualcosa di simile, un paesaggio che ha come unico protagonista una donna di dimensioni ridotte e di spalle che dovrebbe rappresentare la Madonna. Forse questa donna che non ha un volto,
che si rispecchia nella Vergine che le sta di fronte e che esiste grazie a lei, rappresenta ogni donna. Il disegno di Dio, il creato e la vita che lo pervade si concretizza attraverso la facoltà generatrice della donna. La redenzione dell'umanità, tramite il sacrificio di Cristo, avviene attraverso la Madonna che genera il Figlio di Dio e poi lo accompagnerà lungo tutto il suo cammino terreno fin sotto la croce. Quindi Maria corredentrice, cui accennava ieri Esther Brunet. Il rigoglioso ambiente naturale, le piante e le erbe, le acque scorrenti, i cieli, i monti, le profondità dell'atmosfera sono i primi protagonisti della tela. Tintoretto in queste opere induce messaggi evocativi che dovevano essere di facile comprensione. Un'associazione di simboli a formare un linguaggio decifrabile per i confratelli di una scuola di devozione, non per iniziati. Dai Vangeli sappiamo che Maria interiorizzava ogni esperienza e la poneva in relazione con il futuro, un futuro tremendo che lei già conosceva e, come si legge nel Vangelo di Luca, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Accostando semplicemente i due dipinti, si può osservare come mostrino nel paesaggio coincidenze stringenti, dalla catena montuosa all'orizzonte sino al ruscello che dai piedi di Maria in meditazione cambia direzione e si dirige verso l'altra Maria, dove c'è un'ansa e la corrente rallenta. La ricostruzione che ho tentato avvalorerebbe l'ipotesi del concetto di riflessione che ho proposto. In quest'altra immagine, che è la stessa della precedente, ho cancellato un po' la buona, le due Marie, e ho colorato il vuoto con un po' di verde per rafforzare questa idea che ho proposto. E poi, forse, i due dipinti, in fase di esecuzione, stavano l'uno accanto all'altro. La bottega di Tintoretto era sicuramente sovraffollata di dipinti in esecuzione spesso di grandi dimensioni, soprattutto da quando aveva iniziato a eseguire opere sempre più vaste, il che avrebbe favorito questi esiti. Non erano certamente parte di una stessa opera, poi divisa a metà, come si evince dalla stesura del colore lungo i bordi, il colore va scemando, quindi non erano certamente un'opera unica. Gli alberi, che vengono rappresentati in entrambi i dipinti, accanto a Maria presso il ruscello, sono come dotati di un'anima e di una vita interiore e sono in stretta relazione con lei. San Bernardo di Chiaravalle, autore, come pare noto a Tintoretto, che è stato citato anche ieri da Esther Brunet, dichiarava che tutto ciò che sapeva sui santi misteri l'aveva appreso meditando nei boschi. Tralascio di disquisire sulla simbologia degli alberi, sull'albero della vita, cose molto importanti ma troppo complesse per essere considerate adesso, e mi limito ad affrontare l'identificazione dell'albero accanto a Maria in lettura, cosa che ho fatto con il conforto scientifico della dottoressa Villani dell'Orto Botanico di Padova. Ritengo sia un ontano nero. Albero ricco di significati anche simbolici, che per il figlio di un tintore che aveva ricavato dalla professione paterna il proprio nome poteva avere un valore ancor più pregnante. L'ontano nero cresce lungo le sponde dei fiumi, dei laghi, nelle torbiere e paludi. Con le sue radici consolida le sponde, ha una corteccia da grigio scuro a nerastra, da cui il nome, il suo legno indurisce a contatto con l'acqua, divenendo particolarmente resistente e apprezzato. A Venezia era utilizzato nelle fondazioni. Si ritiene che il ponte di Rialto sia stato eretto utilizzando i fusti d'ontano nero. Secondo la tradizione, la durata delle fondamenta così costruite sarebbe stata per sempre. Il suo legno, al momento del taglio, diviene rosso sanguigno e questo faceva pensare a qualcosa di magico. Tutte le parti della pianta fornivano tinture di diverse tonalità. Dai fiori si ricavava il verde, dai rami il marrone, dalla corteccia ricca di tannini il rosso e si ottenevano anche inchiostri e prodotti per la concia delle pelli. In Fiandra, con singolari procedimenti, si ricavava il nero.
Con queste sostanze venivano tinti i tessuti e le sete. Un'altra particolarità del lontano è quella di perdere le foglie mentre sono ancora verdi, non ingialliscono prima di cadere. È come, in questo dipinto, è come se la natura si riflettesse nei personaggi e i personaggi nella natura che li accoglie. Se lontano è un albero domestico, un tempo più diffuso che non ora, per le ragioni di cui ho appena detto, la palma rinvia a un ambiente medio orientale, in questo caso la Palestina. Dalla simbologia potente e inesauribile che racchiude numerosi significati e dall'iconografia ricchissima, è considerata essere una pianta antropomorfa, palmo della mano, dita da datteri, eccetera. Il cristianesimo ne ha fatto l'emblema dei martiri e gli ha dato un'infinità di significati di cui non è nemmeno possibile dire qui adesso. Generalmente ogni martire ne ha una con sé, ma Sant'Ursula, nella gloria da poco restaurata alle gallerie dell'Accademia, poggia su una palma ottenuta riunendo le 11.000 fronde delle sue compagne, come una candelabra possente, vera e propria colonna. Pianta dalla fecondità prodigiosa, cresceva anche in luoghi deserti, indicando con la sua presenza l'esistenza d'acqua sotterranea e forniva cibo ai viandanti. I Fenici l'avevano diffusa nel sud della Spagna presso gli approdi come riserva di cibo quando giungevano a terra. In questi due dipinti Tintoretto appare acquietato dal rovello che contraddistingue il suo percorso artistico, rasserenato, in sintonia con il tema, che esula da tutto quanto è rappresentato sulle pareti dell'aula terrena e di quelle al piano superiore. Quelle storie bibliche di vita vissuta, note a tutti, che lui aveva tradotto in immagini, imprimendo anche, con l'interpretazione singolare dei temi, il suo potente segno inconfondibile. Qui è lirica ermetica, riflessione interiore, partecipazione, vibrazione all'unisono. Le nuove tecnologie e le indagini, oggi applicabili, hanno reso possibile ripercorrere l'elaborazione dei pensieri e dei gesti che hanno condotto Tintoretto a realizzare queste opere uniche sotto l'aspetto iconografico nel suo percorso artistico e quindi hanno ispirato nuove letture e nuove considerazioni. I disegni eseguiti direttamente sulla tela, prima della stisura pittorica, che le tecniche radiografiche e riflettografiche hanno portato in evidenza, testimoniano con freschezza l'idea di composizione che veniva fissata sul supporto per essere poi tradotta in pittura. Sui dipinti Davide Bussolari ha eseguito le radiografie e Dino Chinellato le riflettografie. Anche tutte le immagini che presento sono di Dino Chinellato. Da sempre grande disegnatore, efficace interprete della resa tridimensionale delle figure in movimento, anche nelle opere grafiche, Jacopo dedica un'attenzione diversa ai due disegni composti sulla tela, preliminari alla redazione pittorica relativa a questi dipinti, che come si è detto sono veramente il colore è impalpabile. Osservando quello di Maria in meditazione, si può notare come fissa con il segno fluido, preciso, morbido e sfumato il dettaglio descrittivo, il movimento vivace, l'abito della giovane donna cinto sotto il seno, le pieghe, il manto poggiato sulla spalla sinistra, il copricapo. Non vi è quasi alcuna incertezza ed egli si avvale anche degli effetti chiaroscurali che conferiscono all'immagine un eloquente pittoricismo. Altrimenti diversa è la situazione di Maria in lettura. Qui la radiografia la mostra come una sorta di abbozzo pallido e sfocato, cui manca il potere descrittivo. La figura rimane astratta e confusa. Il segno gagliardo e potente del maestro si riduce a poca cosa. 2-3 pennellate di getto, una cifra. Ma forse nell'attività frenetica della bottega di Tintoretto questa traccia poteva essere considerata sufficiente per sviluppare il tema. La radiografia mostra un'impostazione diversa anche dello sguardo. E qui vi faccio vedere le due radiografie accostate, molto diverse.
Tuttavia, anche la redazione pittorica di questa Maria sarà a sua volta impacciata, priva di verb, il corpo descritto sommariamente, senza dettagli significativi qualificanti, sembra un po' galleggiare nel verde, come non avesse peso. L'anatomia è piuttosto sommaria, un po' disorganica, tanto che ci si chiede dove sia la gamba destra. Il piedino è appena una pennellata. L'incredibile è che si tratta dell'unico protagonista di questo dipinto, ma il tema e il contesto sublimi nobilitano la figura sulla quale propongo una riflessione. Ora ve le faccio vedere insieme e credo non a caso sia stata scelta la Maria in meditazione proprio per il manifesto, il poster di questo convegno anziché l'altra. Adesso passo a esaminare un altro dipinto che è la cattura di San Rocco durante la battaglia di Montpellier, che sostanzialmente è stata una grande rivelazione nel corso dell'intervento di manutenzione. L'episodio che viene narrato è tra i meno rilevanti nella biografia del santo. Per lo più Rocco viene rappresentato mentre manifesta le sue virtù apotropaiche, opera i miracoli, si isola volontariamente mentre era stato contagiato dalla peste. Tutti gli aspetti della sfaccettata personalità taumaturgica del santo vengono esposti nei dipinti presenti nella chiesa a lui dedicata, trasmettendo messaggi mirati ad esprimere le sue portentose capacità sovrannaturali. Sorta di pubblicità subliminale per chi in quei tempi cercava aiuto e conforto dalle malattie che non avevano cure adeguate e nel corso delle ricorrenti epidemie di peste. Così in breve tempo acquisirà fama insuperata di santo antipeste, oltrepassando lo stesso San Sebastiano e sbaragliando i più antichi Cosma, Damiano e Pantaleone. Il dipinto in questione è tutta un'altra storia. Non ha mai destato grande interesse, è un notturno particolarmente scuro e ha avuto la sfortuna di essere collocato in alto, in un luogo svantaggiato per l'osservazione. Ridolfi, che lo osservò quando era stato realizzato da poco tempo, non comprendendo il soggetto e vedendo i cavalli impennati e in atteggiamento scomposto, immaginò una conversione di San Paolo. La scena è ambientata nel corso di una battaglia in cui Rocco si imbatté casualmente, mentre rientrava nella sua città d'origine dopo tanto vagare in Italia e tante vicende vissute. Essendo scambiato per una spia e non volendo dichiarare la propria identità, verrà trasferito in carcere dove resterà sino alla morte e di quanto succederà poi viene narrato nel dipinto vicino a questo. L'occasione di dipingere quest'opera è il pretesto per inscenare un'ambientazione di guerra. Il disegno è straordinario, espressivo, compiuto. L'aderenza alla redazione pittorica è sorprendente. Il tema richiama l'interesse di Jacopo per i soggetti militari. All'argomento dedicherà alcune opere, tutte di committenza pubblica: la battaglia di Zara per la sala dello scrutinio in Palazzo Ducale, quasi 70 metri, considerata un tempo una delle sue opere migliori, la maggior parte dei fasti gonzagheschi, ora a Monaco, alcuni dipinti per il soffitto della sala del Maggior Consiglio, le battaglie di Argente, di Gallipoli, di Riva, la difesa di Brescia e poi quella che fu considerata la migliore di tutte, la battaglia di Lepanto, per Palazzo Ducale, eseguita in 10 mesi appena nonostante le dimensioni e che andò distrutta solo qualche anno dopo nell'incendio del 1577. Ma nel corso della sua carriera aveva ritratto alcuni santi soldati, come San Teodoro. Questo è un altro particolare bellissimo del disegno. Come il San Teodoro nel soffitto della sala dell'albergo e il San Giorgio con la principessa, il drago e Sant'Alvise, ora le gallerie dell'Accademia, e altri, moltissimi altri dipinti che hanno a soggetto appunto dei militari. Quella utilizzata per il San Giorgio, la corazza utilizzata per il San Giorgio delle Gallerie dell'Accademia è la stessa che viene impiegata in questo dipinto per il corazziere, vista che lui riprende sotto luci diverse
e molto probabilmente lui utilizza un'armatura d'atelier. Su di essa studiava le posizioni delle piastre in base ai movimenti del corpo. Il militare indossa un corsaletto che si definisce da cavallo, databile secondo quanto mi suggerisce Mario Scalini verso il 1550 e dunque un po' vecchiotto, démodé, ma adesso che Agnese ha anticipato la datazione di quest'opera va meglio, insomma ci avviciniamo di più. È meno démodé. Con ogni probabilità Giacomo non prese mai parte a una battaglia terrestre. Durante la sua esistenza la Repubblica godette un esemplare periodo di pace. L'unica, importantissima, fu quella navale di Lepanto del 1571, ma quella è un'altra cosa. Nella petizione che rivolge il Consiglio dei Dieci nel settembre del 1574 per ottenere una senseria al fondaco dei tedeschi, Tintoretto fa esplicito riferimento alla sua impotenza, dovuta all'età, aveva superato i 55 anni, e quindi all'impossibilità di combattere in battaglia e, cito, di spargere il proprio sangue per la Repubblica, rammaricandosene. Evidentemente era attirato dal mestiere delle armi. E si deve tener conto anche del fatto che, come pare, in base alle notizie contenute nella genealogia, sebbene complessivamente fantasiosa, il padre e lo zio di cognome Comin sarebbero giunti da Brescia a Venezia, schierandosi con i veneziani contro gli imperiali e distinguendosi in battaglia, tanto da assumere per meriti militari il nome Robusti. E nel corso di quella guerra Luigi XII di Francia aveva schierato ben 60 cannoni contro la Repubblica, non se ne erano mai visti tanti. La cattura è una specie di filmato di guerra, una resa della simultaneità dell'azione che rende l'effetto della velocità. Esiti straordinariamente vividi, risultati dinamici. Il denso fumo, che qui vedete, prodotto dalla palla di cannone incandescente, che si vedeva nell'altra immagine, contro il cielo buio che attraversa la scena ed esplode in basso a destra, travolgendo cavalli e cavalieri, indica, ecco, qui accanto al corazziere voi vedete la palla di cannone, travolgendo cavalli e cavalieri, indica lo svolgersi dell'azione nello stesso momento, effetto che sembra anticipare di oltre 3 secoli le ricerche dei futuristi. In quel tempo la gittata delle bocche da fuoco era aumentata grandemente e Tintoretto descrive la potenza del proiettile che giunge alle spalle dei protagonisti ed esplode in primo piano. Lo vediamo in basso a destra. Probabilmente la battaglia, combattuta dai suoi familiari, che risultò tanto importante nei destini della famiglia, che sarà stata descritta chissà quante volte a figli e nipoti, poté avergli trasmesso con la suggestione anche informazioni pratiche. Quegli risulta essere affascinato dall'argomento e ben documentato relativamente alla tattica militare. Tattica che in quei tempi stava rapidamente evolvendo in seguito all'introduzione di cannoni e mortai da campo, come in questo caso, su ruote, trainati da cavalli, divenuti così maneggevoli e assai più efficaci che in passato. Gli eserciti si componevano di nutrite schiere di picchieri, che noi vediamo qui sullo sfondo, ben addestrati, che dovevano manovrare all'unisono picche lunghe sino a 6 metri, quindi complicatissimo, sotto l'incalzare del rullo dei tamburi che forniva, un tamburo noi lo vediamo in alto, vicino alla nuvoletta. Questi tamburi dovevano fornire i comandi sonori ai combattenti, sovrastando il fragore della battaglia. I picchieri costituivano squadre di combattenti impenetrabili, in grado di passare compattamente dalla difesa all'attacco contro la cavalleria. La bandiera a righe, adesso eccola qui,
bianche e rosse, ricorda gli abiti delle truppe veneziane e il comando di Bartolomeo d'Alviano nella battaglia di Agnadello. Erano molto importanti i colori degli abiti, delle bandiere, perché in questa confusione totale, in questo fragore, dovevano riconoscersi gli amici dai nemici, quindi è importantissimo. Lo schieramento sullo sfondo è ispirato a fatti d'arme contemporanei, così come anche quanto si vede in primo piano, con i cavalli infilzati dalle picche, ma in questo caso i soldati vestono all'antica, con corazze un po' alla romana, secondo un intendimento dotto e metastorico, ispirato ai modelli antichi e agli studi giovanili praticati su disegni anche di Michelangelo. Vi ringrazio. Non solo in questo caso si vede cosa succede dopo un restauro fatto bene, che tutto cambia. La discussione sarà dopo. Adesso tocca all'ultimo contributo di Ornella Salvadori, Enrico Fiorin e Stefano Volpin, che si occupano della tecnica pittorica del Tintoretto. Il titolo scelto suona Le indagini scientifiche sulla tecnica pittorica di Tintoretto, conferme, ulteriori conoscenze e riflessioni. Sarà Stefano Volpin a parlare per tutti e tre, per cortesia. Sì. Cercavo una cosa, scusatemi. No, cercavo la vista relatore. Ci stiamo? No. Cercavo il mouse ma non funziona. Vabbè. No, va bene così. Ok. Non sono io. Ah. Ok. Possiamo andare avanti. Buongiorno, intanto ce l'abbiamo fatta. Io rimarrei qua, visto che il precedente intervento era qui, anche per velocizzare i tempi. Non si sente? Ecco, avvicina un po'. Qua? Adesso mi sentite? Perfetto. No, benissimo. Inizierei subito con una introduzione. La leggerò con voi. Introduzione di Francesco Valcanover sul quaderno, mi pare che sia il numero 14 dell'86 della Soprintendenza di Beni Storico-Artistici, che dice che in seguito all'alluvione del 4 novembre del 66 fu programmata dalla Soprintendenza di Beni Artistici e Storici di Venezia un'indagine capillare sullo stato di conservazione del patrimonio storico-artistico veneziano. La campagna di rilevamento finanziata dall'UNESCO permise l'acquisizione di oltre 16.000 schede corredate da documentazione fotografica. Fu allora possibile estendere programmi di intervento che tenessero conto delle priorità indicate dalla gravità dei fenomeni di degrado. Si passò così da un'attività conservativa elitaria, interessante solo capolavori, ad un'altra rivolta al recupero del tessuto di beni culturali veneziani in tutto il suo denso spessore. E ancora, per dare corso alla nuova attività di conservazione,
fu subito necessario provvedere alla creazione di capaci laboratori di restauro e altri di ricerca scientifica e documentazione. Dal dicembre 66 l'amministrazione comunale concesse in uso l'ex chiesa di San Gregorio per l'installazione del laboratorio di restauro delle grandi tele e nell'edificio annesso furono installati i laboratori scientifico e di documentazione fotografica e a raggi speciali, io l'ho evidenziata perché ho trovato molto bello come termine, che condensava diversi, poi vedremo cosa sono questi raggi speciali, ma lo sapete senz'altro, capaci di dare supporto valido e concreto all'attività di restauro e manutenzione. È proprio partendo da queste parole che io e i miei colleghi del laboratorio scientifico, attualmente alla Misericordia, abbiamo iniziato a spulciare dalla documentazione presente nell'archivio dei restauri della sovrintendenza per vedere il numero, se non altro, delle opere restaurate nei vari periodi. Ci siamo limitati volutamente al secolo scorso e abbiamo visto che in particolare nel ventennio che va dal 67, quindi dopo l'evento traumatico dell'alluvione, fino all'88, il numero, se voi vedete, di interventi di restauro sulle grandi tele di Tintoretto fu praticamente spostato dal Galleria dell'Accademia al territorio. In particolare qua c'è un dettaglio, ma vedete io avevo segnato in rosso ovviamente gli edifici con maggior numero di opere, quindi con maggior numero di opere restaurate, che sono la Chiesa Madonna dell'Orto e la Scuola di San Rocco, mentre nel decennio successivo la parte del Leone la fecero le opere del Palazzo Ducale. Contestualmente, appunto, a questo imponente lavoro di restauro delle opere di Tintoretto iniziò anche il lavoro di indagini scientifiche nell'allora nato laboratorio appunto annesso al laboratorio di restauro. Indagini scientifiche che furono direi avveniristiche per l'epoca e anche molto, molto importanti. Se voi ci fate caso qui queste sono le riflettografie antesignane, queste sono riflettografie fatte con, in realtà sono fotografie all'infrarosso, fatte da Paolo Spezzani, con molto preciso, siamo all'inizio degli anni 70, la pellicola Kodak, infrared film, tempo di pausa 8 minuti, segna tutte le informazioni. Già con queste immagini siamo in grado di andare un po' oltre la pellicola pittorica e iniziare a vedere tracce del disegno preparatorio. Sono documenti che abbiamo tirato fuori proprio perché sono poco noti e quindi io trovo molto interessanti perché furono i primi esami non invasivi sulle opere, contestualmente interventi di restauro. Sempre Paolo Spezzani intraprese una campagna di indagini radiografiche che poi appunto si è ovviamente proseguita nel tempo e tuttora. Io l'ho chiamata analogica perché adesso siamo transitati nel digitale, le radiografie sono di una risoluzione migliore, però già allora le radiografie erano veramente molto, molto importanti e fornivano un quadro delle informazioni degli elementi sottostanti e quindi aiutavano a capire la tecnica pittorica assai complessa di Tintoretto. Qua vediamo il pentimento, per esempio, che riusciamo a vedere, sono informazioni diverse, dico forse una cosa ovvia, per il semplice fatto che qui l'immagine si gioca sulla radioopacità e la radiotrasparenza dei colori e in questo caso c'è la felice coincidenza che Tintoretto, per esempio, ha tracciato il disegno di questa gamba poi coperta con la biacca, che è un pigmento a base di piombo, quindi molto radiopaco, quindi visibile alla radiazione X. Indagini anche molto complesse. Vi faccio presente che questo dipinto, l'invenzione della croce della chiesa Santa Maria Mater Domini, ha dimensioni notevoli, stiamo parlando di oltre 450 centimetri per quasi 3 metri,
e le lastre fotografiche invece erano di dimensioni piccole, quindi questo collage è il risultato di un numero enorme di lastre fotografiche e consentiva innanzitutto a vedere a un prima vista, si vedono tutti i danni, no, presenti, poi osservando in dettaglio si potevano avere informazioni anche sulla tecnica esecutiva. Ma la cosa più sorprendente, ovviamente dimenticavo, non ultime, ovviamente le indagini chimiche. Indagini chimiche che sono state eseguite all'inizio da Joyce Plester e Lorenzo Lazzarini, che fece una campagna diagnostica molto importante. Io qui ho messo un'immagine che non c'entra con Venezia, sta parlando sempre del Tintoretto, però questa è l'assunzione della chiesa di Bamberga. Le indagini sono state fatte dalla Plester, ho voluto metterla per farvi capire il numero. Allora non c'erano molte alternative per la conoscenza dei materiali se non fare le indagini stratigrafiche. Si parla ovviamente di microcampionamenti, quindi l'indagine è microinvasiva, e qua arriviamo a quasi un centinaio di campioni. Ovviamente nel caso veneziano non si arrivavano a quei numeri, tanto per darvi un'idea, Lazzarini per la chiesa di San Rocco, la Santa Maria Geziaca ne ha fatte 34 di sezioni, la Maddalena 22, la Strada degli Innocenti 20, la Crocifissione 54, comunque un numero rilevante. D'altra parte non c'erano alternative e, come vedremo dopo, a tutt'oggi per certi aspetti non ci sono alternative. Le sezioni stratigrafiche consentono di fornire delle informazioni a volte assai preziose, però riusciamo a limitarci a un numero molto molto inferiore. Altri dati molto importanti, un altro dato molto importante sul quale vorrei soffermarmi un po' è, guardando la documentazione, abbiamo trovato questa nutrita serie di fotografie in bianco e nero dei retri delle tele. Stiamo parlando di restauri che prevedevano quasi tutti la rifoderatura, quindi i dipinti venivano sfoderati. C'era la possibilità di fotografarli nel retro. Questo è uno, questo è un altro, questo è il dipinto della chiesa di San Rocco, di cui abbiamo visto anche prima gli esiti dell'ultima manutenzione. Questo è il restauro di Lazzarin, sempre sotto la direzione di Valcanover. Dal retro della tela si vedono le sagome molto bene delle immagini, oltre a vedersi la struttura, no? le cuciture delle tele, ma io vorrei arrivare a farvi vedere come, ve ne faccio vedere una serie, le immagini dei retri delle tele proprio del Tintoretto ci consentono di vedere qualcosa che nemmeno i raggi X e nemmeno l'infrarosso, sia esso riflesso, sia esso trasmesso, riesce a farci vedere. Questo è un altro esempio, questo è, vedete la data, io ho messo apposta la data, queste sono appunto il retro, vedete il dettaglio queste sono le immagini poi girate specularmente, queste sono le garze che venivano messe fra le giunzioni delle tele e queste sono letteralmente le immagini del dipinto in speculare nel retro. Non si tratta solo di disegni, a volte si tratta di elementi pittorici, di materia, di colore, a volte si tratta di disegni, di segni che sono avulsi dall'opera vista nel recto. A volte invece, come in questo caso, la fotografia del retro ci fa vedere un dettaglio molto molto accurato di quanto compare nel retro. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che il colore è passato dall'altra parte della tela. Caratteristica pare, adesso stiamo cercando anche di vedere, di essere sicuri di questa affermazione, quasi esclusiva, se non esclusiva, del Tintoretto. In questo collage, per non farvene vedere, ma credetemi, non sono occasionali. All'inizio
abbiamo pensato, quando l'abbiamo vista una o due, che fosse una cosa eccezionale. In realtà poi abbiamo visto che c'è una sistematicità. A volte sono appunto disegni che nulla c'entrano con quanto c'è davanti, perché sono probabilmente disegni fatti dall'artista che utilizza la tela come un foglio di carta per tracciare sostanzialmente dei modelli con quali dipingere. In questa immagine abbiamo avuto la fortuna di fare un piccolo salto di qualità, nel senso che osservate anche qui in bianco e nero il retro della tela, ancora una volta ricchissimo di particolari, ma abbiamo anche l'immagine a colori. Una fortuna, perché ci consente di vedere che non passano dall'altra parte della tela, ripeto, solo il disegno preparatorio o le tracce del disegno preparatorio, passano i colori. In particolare, vedete, questi gialli sono in corrispondenza all'orpimento. L'orpimento è un pigmento, tra l'altro, se impastato con un medio lipidico, tende a seccare lentamente, quindi evidentemente ha più tempo per passare dall'altra parte. Ma tutto questo cosa presuppone? Presuppone che non vi sia preparazione o vi sia una preparazione veramente molto molto sottile, e tutto questo indica una tecnica pittorica velocissima, una modalità di dipingere molto molto particolare. Addirittura in questa tela le indagini stratigrafiche eseguite hanno messo in evidenza pare la totale assenza di preparazione, e questo lo si evince anche appunto da un disegno, un'immagine del retro così dettagliata. In realtà poi abbiamo visto, facendo appunto le indagini stratigrafiche, che non è proprio vero che non ci sia preparazione in queste opere in cui si vede bene il disegno, mica tutte sono così ovviamente, ma il disegno preparatorio, poi lo vedremo, è spesso disomogeneo, sottile, sottilissimo, a volte appena sufficiente a coprire la tramatura della tela, a volte insufficiente a coprire la tramatura della tela che si vede in superficie, e a volte un po' più spesso e a volte meno. Accanto a queste indagini, a queste immagini, queste informazioni che ci danno le fotografie storiche del retro della tela, possibili, ripeto, esclusivamente grazie al fatto che queste tele erano sfoderate, volevo farvi vedere anche la differenza di informazioni che si hanno quando noi facciamo una riflettografia infrarossi. La potenzialità dell'infrarosso consente di andare oltre, e una fotografia all'infrarosso in luce trasmessa. Abbiamo delle informazioni completamente diverse e fra loro complementari. Tutti questi segni visibili nell'infrarosso trasmesso non sono visibili in questo particolare dell'infrarosso riflesso, cioè nella riflettografia. Indubbiamente la riflettografia è un mezzo potentissimo per poter riconoscere ciò che sta sotto, però non consente o meglio, fornisce delle informazioni differenti rispetto alla luce trasmessa, sempre nell'infrarosso. Questo lavoro ha consentito, incrociando i dati delle indagini infrarosse riflettografiche e trasmesse, di poter individuare linee. Quelle rosse sono rilevate con l'infrarosso riflesso, e quelle blu invece con l'infrarosso trasmesso. Sono linee che poi, se prolungate, consentono di individuare appunto la traccia di una quadrettatura che è funzionale a predisporre la scena per essere dipinta. Altro particolare, e quindi altra immagine del retro della tela, qui siamo appunto al Galleria dell'Accademia, il trafugamento del corpo di San Marco. Vedete a destra la fotografia del retro della tela confrontata con la riflettografia.
Per esempio, la quadrettatura del pavimento, che non c'è nel visibile, è diversa, e non è visibile nemmeno in maniera precisa nell'infrarosso, è assolutamente molto ben visibile nella fotografia del retro della tela, così come si vedono le pennellate di BH. Questa è BH che ha proprio passato le maglie della fibra, le maglie del tessuto del supporto tessile. Ecco qua il particolare in cui appunto vedete la differenza di informazione che noi abbiamo utilizzando la riflettografia e quando possibile, quando c'è un disegno, osservando il retro della tela. Un caso recentissimo che stiamo analizzando, che abbiamo appena finito di indagare nella Galleria dell'Accademia, fa vedere invece un disegno, questo è molto singolare, un disegno che non c'entra nulla con l'opera sovrastante, che in seguito al restauro di Non far male, in questo caso, è stato secondo me intelligentemente anche risparmiato dalla foderatura. Vedete, la foderatura si ferma qua con questo particolarissimo telaio sagomato, in modo tale da mantenere visibile il retro della tela, che invece altrimenti in tutte le altre opere che sono state rifoderate viene nascosto successivamente, quindi non è più visibile, ma rimangono solamente visibili le documentazioni fotografiche. Ecco qua la riflettografia consente di vedere nulla di nuovo, volti celati, cose modificate. Altro tipo di indagine annessa e collegata con l'infrarosso è il cosiddetto falsi colori, che mi consente di passare alle indagini, diciamo, di laboratorio sui colori, per capire un pochino come dipingeva, quali sono le materie pittoriche di Tintoretto. E qui è semplice, perché usava tutto, praticamente tutti i pigmenti che erano a disposizione all'epoca, tutto e anche di più. Tutti gli azzurri, dall'indaco all'orpimento, allo smaltino, abbiamo visto, i 3 tipi di giallo, scusatemi, l'orpimento non è azzurro ovviamente, 3 tipi di giallo, l'orpimento, il giallo del primo stagno, primo, secondo, le ocre, e diversi tipi di nero, addirittura terre bitumose, quindi una varietà di materiali pittorici elevatissima, e non tutti adeguati. Infatti, ecco, vedete qua, oltre a tutti i vari pigmenti, nell'Assunzione abbiamo trovato anche, e non è un caso singolo, l'utilizzo dell'oro come, eccolo qui, come colore, no? Dato a missione per avere dei gialli particolarmente brillanti, particolarmente riflettenti. Eccolo qua come appare in sezione stratigrafica, assenza di preparazione, diversi strati pittorici, una interruzione temporale, di lavoro, quindi una verniciatura, quindi BH, lapislazzuli, sopra, BH come si diceva prima, lapislazzuli, quindi blu oltremare, e smaltino, l'insieme è grigiastro, dovuta all'alterazione dello smaltino, però invece a un mantenimento della cromia del lapislazzuli, e in sopra la fogliolina d'oro. Ecco, vi dicevo sulle alterazioni, qui siamo a San Rocco, vedete il giallo del fondo, questi sono i campioncini, il giallo del fondo era blu, ed è il risultato di una pesantissima e irreversibile soprattutto alterazione del blu di smalto, che viene facilmente individuato non solo stratigraficamente ma anche mediante metodi di indagine non invasivi come la fluorescenza a raggi X, perché ha diversi elementi caratteristici. Tra l'altro, essendo un vetro, ha una composizione chimica che varia in funzione della partita di colore, quindi abbiamo anche la possibilità di valutare le varie partite di colore. Ma sempre nello stesso dipinto, per esempio, l'alterazione non si ferma al fondo del cielo, il manto di questa allegoria non era nero, era verde, ma un verde molto intenso, fatto non soltanto di verde rame ma anche di malachite. Questi sono grani di malachite, con una finitura a
resinato di rame che si è anche questo pesantissimamente alterato. Quindi i colori che vediamo che sono decisamente diversi rispetto a quelli che erano stati pensati in origine. In seguito al restauro io ho preso appunto queste immagini dal catalogo del Tintoretto svelato e da una vecchia monografia di mi pare Valcanover quindi prima del restauro. Vedete, la cosa interessante è che vedete che il restauro ha restituito i bianchi, la nuvola, l'incarnato, quando erano dovuti a alterazione delle vernici, rimozione della vernice, ingiallita, restituzione del bianco. Non ha restituito l'azzurro perché lì in quel caso non c'era nessun materiale da asportare, lì bisognava riavvolgere la macchina del tempo, cioè far tornare indietro la reazione chimica che disgraziatamente si è venuta a creare con l'alterazione dello smaltino. Anche qui, ecco, vi dicevo, questo è un particolare del trafugamento del corpo di San Marco dell'Accademia, in cui appunto abbiamo il cielo qui giallo, ma in realtà era azzurro, e nella nuvola invece c'è ancora una parvenza di azzurro, semplicemente perché c'era una miscela, come si diceva prima, una miscela di pigmenti, in questo caso una miscela di smaltino e azzurrite. L'azzurrite è rimasta inalterata. Abbiamo voluto provare anche a fare una sezione del trafugamento del corpo di San Marco, sfruttando la fascia e quindi non andando a incidere sull'opera, la fascia che è nei depositi, che apparteneva, è stata ritagliata, e abbiamo visto che eccola qua, la pellicola, la preparazione c'è, molto molto sottile, ma c'è. Infine, il leganti e la struttura del colore ci dice che nella maggior parte delle opere si dice che i dipinti sono ad olio. In realtà, purtroppo, altra carenza, le indagini scientifiche in merito ai leganti pittorici sono ancora molto molto scarse. Noi abbiamo pochissime informazioni sul tipo di legante pittorico, non abbiamo le analisi gas cromatografiche, che sono attualmente le uniche in grado di poterci dare queste informazioni. Le poche volte che sono state fatte si è visto sia dipinti ad olio di lino, sia come l'ultima cena della salute, l'ultima cena della salute, il dipinto è assolutamente privo di olio di lino, è un dipinto fatto a tempera all'uovo. Non c'è una regola sulla composizione del colore, nel senso che la stratificazione può prevedere un unico strato, ma anche diverse stratificazioni, dipende dall'elemento pittorico che voleva fare. Spesso ci sono molti pigmenti in miscela e talvolta invece miscele erano più semplici. Infine, tutto questo ci ha portato a ripensare a un progetto diagnostico ideale, cioè come affrontare la prossima, cioè le indagini sul Tintoretto. Sarebbe opportuno tentare tutte le strade, cioè la fotografia, la fluorescenza, le indagini, l'infrarosso, la radiografia, danno informazioni differenziate, non è vero che una vale l'altra. Allo stesso modo le indagini per prelievi sono ancora purtroppo, perché sono microinvasive ma pur microinvasive, indispensabili soprattutto per il riconoscimento dei leganti pittorici. Vi ringrazio e questa è la foto dell'ultimo allestimento delle gallerie dell'Accademia dei Tintoretto, delle gallerie. Anch'io ringrazio di cuore per questo contributo e cresce il sogno di un libro con tutti questi materiali splendidi, come abbiamo libri sui disegni, si potrebbero avere anche libri sui disegni nascosti sotto in confronto con i materiali che riusciamo a vedere ad occhio nudo. Abbiamo tutto il tempo ancora, prima dell'inizio del concerto e prima di 2 parole di chiusura che spero che ci saranno, di fare almeno 10 minuti di dibattito, di
tentativi di rispondere alle domande che ci saranno senz'altro e apro il dialogo tra relatori e pubblico un'altra volta, stavolta con le domande che vengono dal pubblico. Troppe domande, allora nessuno si fa avanti. Prima, per cortesia. Una domanda per Stefano Volpin. Io non sono una restauratrice di dipinti su tela, però mi ha molto affascinato questa cosa dei retri, dei dipinti, che hanno questa, diciamo, impronta di quel che c'è davanti, no? Poi ho guardato con un po' di attenzione le informazioni che davi sulla composizione degli strati, no? Che si vedeva molto bene, cioè lui lavora a volte con l'imprimitura, però l'imprimitura è sempre molto sottile, a volte direttamente sulla tela. Le stratificazioni, diciamo, sui fondi sono molto sottili, di solito mi pare di aver capito un unico strato, mentre quando va in successione è perché in qualche modo sviluppa la materia della figura, dei fondi. Riguardando i retri, però è un'impressione, io ho visto velocemente adesso, l'impronta maggiore è determinata dove lo spessore si presume sia maggiore sul fronte. Allora io mi domando, le analisi sui leganti, che sono un grosso problema, il dibattito, però se all'interno c'è dell'olio, più lo strato che io sovrappongo, cioè più ci sono strati, più c'è olio all'interno. Per cui questo passaggio si è effettivamente determinato anche dal legante e dalla quantità di legante che mi lega lo spessore del colore sul davanti. Non so. Per cui non solo dal tipo di pigmento, ma come dire da una successione. Lì la situazione è sicuramente molto complessa, difficile, va studiata, c'è ancora molto da studiare secondo me, proprio perché è un artista che sfugge da regole. Se vogliamo trovare degli elementi che accomunano, che differenziano meglio Tintoretto dai suoi coetanei, io ne individuerei due. I retri così incredibili che non c'è presenza. Io ho parlato anche con Alfeo Micheletto, con altri restauratori, abbiamo parlato e Veronese, Tiziano, eccetera, non hanno queste impronte nel retro, quindi questa è una caratteristica molto, o perlomeno non è così comune sicuramente. Andrebbe riviste probabilmente, che è una cosa e questo utilizzo massiccio di smaltino sicuramente, più di chiunque altro. Per quel che riguarda la penetrazione dei pigmenti, lì per esempio io ho fatto vedere il dipinto della salute, ho sbagliato, non è vero che olio, quella è una tempera, e probabilmente in virtù della tempera che è passato meglio, perché la cellulosa idrofila attira probabilmente molto di più l'acqua dell'elegante di tempera, e quindi il colore. Con l'olio probabilmente c'è un effetto differente. Giocano sicuramente anche le imprimiture, che non è vero che siano tutte scure, alcune sono chiare, alcune sono scure, dipende dal... Credo che andrebbero esaminati attentamente. A noi premeva in questo momento far vedere la ricchezza delle informazioni che abbiamo visto osservando le fotografie storiche dei retri delle opere, e poi abbiamo confrontate con le riflettografie e le radiografie che noi pensavamo potessero da solo, autonomamente, farci vedere tutto, e invece abbiamo visto che non è vero. A volte manca qualcosa, che invece sta molto dietro, sta molto in profondità. Ma non potrebbe essere in qualche modo anche dovuto a una velocità di esecuzione, per cui io stendo il colore, prima che si asciughi faccio l'altro strato di colore, per cui in qualche modo l'evaporazione, chiamiamolo del medium, no? Cioè è un po', come dire, vincolata verso l'interno, un po' più che aspettando che lo strato si asciughi, non so. È un problema, perché con l'olio non possiamo parlare di evaporazione, ma parliamo di polimerizzazione. Sì, okay, e di conseguenza lì poi la polimerizzazione dell'olio, quindi l'asciugatura dell'olio, dipende fortemente dal tipo di pigmento.
pigmenti con metalli pesanti, con piombo, con mercurio, eccetera, sono con cobalto, quindi sono colori che essiccano più velocemente, altri invece le terre, i bitumosi essiccano molto più lentamente, quindi probabilmente hanno più tempo per passare. Quindi ecco, forse questa potrebbe essere una spiegazione perché gli scuri passano più dei chiari, anche se poi abbiamo visto della bianca che passa di là, quindi evidentemente anche questo non è l'unica spiegazione. Grazie, molto fascinoso. Grazie. Io mi occupo dei disegni di Tintoretto, per quello ho un po' più di domande sui disegni sottostanti, su quello che succede sul retro, appunto. Come si può immaginare quello che succede sul retro? Viene poi tipo copiato tramite la luce su quello che poi diventa la pittura, o come funziona? No, secondo voi? È semplicemente colore che è passato, è la pittura, è il colore, e in alcuni casi è il disegno a pennello, no? Che è passato, sì. In altri casi è proprio pittura, perché salta un po' il meccanismo tradizionale che vuole supporto, preparazione, che blocca il passaggio del colore, sì. E poi pellicola pittorica o pellicola pittorica. In questo caso, non essendoci preparazione, o essendo una preparazione molto molto sottile o discontinua, il colore stesso passa dall'altra parte, si imprime, okay. Si imprime. Quindi queste sono fotografie storiche eccezionali, dovute anche, io devo dire onore e merito ai restauratori del tempo, che erano molto bravi a documentare tutto, no? Quindi anche con fotografie sghembe, quindi, però preziosissime, che ci hanno consentito di fare queste considerazioni preziose. Sì, tutto questo naturalmente possiamo percepirlo in virtù della sfoderatura. Adesso non sono visibili, tranne appunto quel caso eccezionale che è stato risparmiato il disegno. Adesso sono tutte rifoderate, tra l'altro il restauro, foderature che tengono molto bene, sono fatte e quindi per i prossimi anni, e in più teniamo conto che il restauro sta diventando sempre più, diciamo, rispettoso, quindi meno invasivo, si tende sempre meno a rifoderare per quanto possibile, a meno che non ci siano veramente dei problemi importanti. Quindi le manutenzioni non prevedono quasi mai, o sempre meno, l'intervento nel retro della tela. Di conseguenza questi documenti rimangono tali per il momento, sono disegni non visibili, sono tracce non visibili. Grazie, penso di aver capito meglio. Grazie. Volevo solo aggiungere una cosa riguardo a questo, l'esempio del particolare del trafugamento di San Marco, dove si vede lo spostamento del corpo di San Marco, che non emerge nella riflettografia in luce riflessa. Ecco, una ipotesi che quando sarà possibile, ovviamente il dipinto è esposto, è di grandi dimensioni, ci sono delle problematiche da risolvere, però è possibile che questo invece emerga facendo l'infrarosso in luce trasmessa. Per questo, e soprattutto direi nel caso di Tintoretto, il fatto di effettuare l'infrarosso sia riflesso che trasmesso riveste un'importanza particolare. E credo che non sia un'ipotesi fantastica, ma molto probabile. C'è un altro. Grazie. Vorrei sapere, le tele usate da Tintoretto avevano delle caratteristiche particolari? Erano particolarmente sottili o cioè, i colori abbiamo visto che sono. Di tutto. Usava di tutto, addirittura in una tela di Palazzo Ducale c'è un pezzo di canovaccio. Usava di tutto con molti inserti e vari pezzi.
molto verdi. Del resto anche Tiziano, pensate solo alla Pietà che ha quanti pezzi di tela? 11-13. Era un modo di risparmiare. No, Wolfgang, lui lo ha chiesto Wolfgang. No. Mi scuso. Per carità, io volevo al termine del convegno fare una domanda anche di carattere generale, cioè sapere se Tintoretto, pittore della Controriforma, è collegabile con quell'opera di San Carlo Borromeo, i 4 libri sulla edificazione della Chiesa, di cui si parla di pittura, che costrinsero anche con la violenza a disfare chiese e dettero anche dei canoni alla pittura molto ben precisi. Ecco, questa è la domanda, perché fino ad ora questo argomento l'ho trovato, sì, così, appena accennato. Più che altro si parlava dell'Aretino. Vuoi rispondere? Grazie. Rispondo io all'amico dicendo che queste cose le avrebbe dovute dire Monsignor Di Donna, a cui avevo chiesto proprio di illustrare l'ultimo documento che approva il Concilio di Trento nel 63, che è il documento sulla liturgia. Ha fatto un discorso del tutto diverso. E mi rimane il desiderio che un esperto, che non posso essere io, faccia chiarezza su questo. Peraltro questo documento del Concilio di Trento me lo sono letto e ho visto che quel concilio ha modificato le chiese e la liturgia in una maniera assolutamente completa, talché l'assetto degli altari, la liturgia ad crucem e non versus populum che c'era prima e che è stata reintrodotta col Vaticano II, la decollocazione degli altari sulle pareti che nelle chiese paleocristiane non c'erano, perché avevano questi recinti che lo si vede nelle chiese romane, i paramenti e quant'altro è stato profondamente modificato dal Concilio di Trento. Ma in questo periodo è soprattutto avvenuta una cosa che ha separato l'Europa tra gli iconoclasti del nord, che sono i luterani, che pensavano alla Chiesa come uno spazio assolutamente bianco, con al massimo un predicatore, non si chiamava neanche sacerdote, vestito di nero, mentre i paesi cattolici hanno l'introduzione della pittura in maniera assolutamente massiccia, soprattutto le tele, poi le sculture, eccetera, e poi ancora insieme a questa della musica, che infatti queste arti si esprimono. Tant'è che nel nord, lo sa bene chi pensa in questo momento alla pittura fiamminga, abbiamo la pittura borghese e non quella degli altari. Ho semplificato molto, perché naturalmente ben altro si potrebbe dire a questo riguardo, ma certamente questo è il fondale nel quale si muove il Tintoretto con questa sua opera, della quale si è parlato così a lungo in questi 3 giorni. È uno scenario estremamente interessante e controverso, nel quale tra l'altro un paese protestante non luterano come l'Inghilterra si comporta in modo diverso rispetto alla Germania, alla Sassonia, per dire, dove il divieto delle immagini era assoluto, perché infatti Enrico VIII fa delle dichiarazioni ben diverse riguardo alle arti figurative che sono consentite. Quindi
il panorama è estremamente complesso, estremamente interessante ed è una delle tematiche che vanno poste in controluce rispetto a quelle che abbiamo trattato, perché è in questo che si muove anche il mercato delle pitture, che è quello in cui operano questi pittori che sono stati ricordati, che sono in competizione come tra di loro per conquistare il mercato, e questo lo fanno talvolta, come è emerso proprio da questi ultimi interessantissime esperienze appunto di Volpin e delle soprintendenze, quando si vede che questa competizione, questo mercato che avviene in quel momento fa sì che Tintoretto, per risparmiare tutto, perché pochi hanno risparmiato come lui, fino alle canevazze famose che mette come pezzi, questi tacconi, no? Che mette nel riuso che condanna le sue opere a una obsolescenza, un invecchiamento molto rapido, mentre forse mi pare, ma dico un po' così a occhio, Veronese è uno molto onesto nell'uso dei materiali, spende molto di più, ma i suoi blu li vediamo molto spesso. No. Allora a San Sebastiano abbiamo lo smalto che vira in tutti i colori, dal grigio all'ocra, all'arancio, al giallo, c'è tutto. E risparmiavano tutti. No, ma a Venezia si usava tantissimo lo smaltino, è normale. Dite voi che sapete più. No. Non so se adesso... Posso spendere una lancia a favore degli iconoclasti del Nord, perché gli iconoclasti del Nord le opere d'arte a soggetto religioso in gran parte le conservarono per amore dell'arte. Quindi se le chiese furono spoglie, è da dire che molte opere furono conservate, lo dice i Panofsky fra gli altri, proprio per il loro intrinseco valore artistico. La collezione d'arte inizia anche qui. Forse c'è ancora una domanda importante e dopo credo che chiude. Dopo. Stavo pensando proprio alla stessa cosa che stavate parlando prima, nel senso che anche secondo me, guardando ad esempio i dipinti che ci sono nella sala del collegio di Palazzo Ducale, il Veronese sembra perfetto, invece il Tintoretto no, assolutamente, anche le nuvole che ormai sono diventate grigie. Quindi ho sempre pensato in effetti che il Veronese utilizzasse dei colori diversi, di più alta qualità. Se non dipende da questo, perché allora i dipinti sono così diversi? Fatti negli stessi anni, stiamo parlando sempre di dipinti degli anni 80 e del 500. Anche tecniche pittoriche diverse, perché lo smaltino viene utilizzato tantissimo da Veronese. Insomma, a San Sebastiano noi abbiamo il coro di un colore. Praticamente in tutto San Sebastiano il lapis viene utilizzato solo sulla pala d'altare, in buona sostanza. Quindi sono tecniche diverse, probabilmente questo è l'effetto che fanno. Il fatto per esempio che Tintoretto nelle nozze di Cana, un dipinto enorme che in quegli anni, nel 1561, quando viene dipinto, suscita una attenzione, uno stupore incredibile, viene realizzato a tempera. È una cosa unica, incredibile, non ce ne sono altri. Un dipinto enorme che aveva un effetto ottico straordinario, tanto da ingrandire di gran lunga il luogo dove era sistemato, cioè il refettorio dei crociferi. Adesso il dipinto che sta nella Sagrestia della Salute non dà più quell'effetto, cioè era stato concepito proprio per essere messo lì. Ecco, nessun altro pittore, credo, potesse concepire nel 1560 una cosa del genere, una tempera di quelle dimensioni. Sì, secondo me sì. Imitava, sì, una pittura murale.
E ci sono stati per caso, ultimissima domanda, dei casi in cui il tintoretto ha usato dei trucchi per far asciugare prima il colore sulla tela? Non lo sappiamo, non credo che nessuno di noi lo sappia. No, non più degli altri. Come Lo poteva? sapevano. Sì, non c'erano strumenti, non lo so, tali. A me era stato detto, ma onestamente non l'ho mai trovato scritto da nessuna parte, che usasse una sorta di vernice di olio di lino per fare, però non so, alla fine. L'olio di lino viene usato come legante. Se fosse così, non solo non accelererebbe, ma ritarderebbe la polimerizzazione, perché non c'è più lo scambio con l'ambiente, è l'ossigeno e la luce che difatti non li verniciavano i dipinti ad olio subito, perché sapevano benissimo che verniciandoli il processo di polimerizzazione, che non è il processo di asciugatura di una tempera, si sarebbe interrotto o rallentato. Le ultime indagini hanno ritrovato, ma non è una caratteristica di Tintoretto, diciamo è un po' spalmata in molti artisti, delle componenti vetrose, del vetro all'interno di pigmenti anche scuri, diversi, eccetera. Il vetro trasparente ha delle caratteristiche essiccative, il vetro, e probabilmente è stato aggiunto per questo. Sono scelte, diciamo, direi occasionali, piuttosto rare, però sì, sono documentate. Non è facile trovarlo, perché dopo c'è anche da dire che purtroppo la diagnostica per immagini è fantastica perché ci consente di vedere l'insieme, ma non è precisa nel riconoscere i materiali. Viceversa, il microcampionamento è superlativo per riconoscere tutti i componenti, ma di quel punto non c'è ancora il sistema. La perfezione non è di questo mondo. No, comunque aspettiamo di vedere le analisi che Stefano Volpin ci farà sulle 3 mele che non sono state toccate, quindi da lì forse potremmo capire in realtà che cosa usava davvero Tintoretto. Un'organizzazione perfetta, una parola di chiusura e un invito di indagare. Scusa? Ancora più profondamente un pezzo di tela bellissimo e fino a un certo punto ancora sconosciuto. Do la parola a... Sì. C'è ancora una domanda? C'è ancora una domanda. Posso? Non voglio rubare la parola al Guardian Grando. Alessandra Schiavone, Archivio di Stato di Venezia. In merito al quesito sul tipo di tessuto, una risposta la troviamo in uno dei quaderni di cassa dei procuratori di San Marco, dove Tintoretto chiede di essere pagato per la stoffa e il termine che è stato usato è terlise. È un termine che mi ha fatto un po' diventare matta perché nel Sella, nel glossario del Sella, rinvia e viene spiegato come un tessuto dalla tramatura molto grossa che veniva usato, ma è il Sella, per foderare per esempio i materassi. Quindi era una spiegazione che non mi tornava. Per fortuna Doretta D'Avanzo Poli ha contribuito spiegandomi e illustrandomi e citando da documenti del Cinquecento che si tratta, con il termine terlise si indica un tessuto di lino che è tendenzialmente un tessuto piuttosto spesso. Poi anche nella pala che ritrae il Santa Caterina per la chiesa di San Daniele, pala studiata da Lionello Puppi e ora dispersa, attualmente dispersa, si parla della stessa stoffa come anche addirittura dei chiodi, del tavolazzo, cioè del tipo di legno che viene utilizzato e quindi si danno informazioni sui materiali. Grazie. Se posso aggiungere una cosa, allora il dialetto croato di Istria e Dalmazia usa molte parole veneziane, venete. Ad esempio mia nonna i jeans li chiamava terlish, che sarebbe terlise. Cioè il tessuto dei jeans, quello bello forte, si chiamava in dialetto terlish,
che la radice è la stessa. Ecco. Cari amici e amiche, l'assenza del professor Ortalli per motivi suoi di famiglia mi obbliga a sostituirlo e a chiudere questo convegno. Siamo arrivati a capolinea di questi 3 giorni molto faticosi per me, ma di straordinaria soddisfazione, contentezza. Vi ringrazio per la vostra pazienza, perché la fatica è stata anche vostra, perché erano relazioni toste e impegnative. E mi ha commosso e mi commuove anche in questo momento la quantità di persone, ma il fatto che metà sono giovani. E questo è importante, specie per chi ha passato gli 80, ecco così. Lo dice con una certa vanità, ma con la consapevolezza che dobbiamo fare in modo che qualcosa venga trasmesso. Tra i grandi valori e anche tra l'operatività di tutti i giorni. Certo, a leggere Ruskin ci si rende conto che non era solo Ruskin un grande europeo, ma che riteneva che anche Tintoretto fosse un uomo di una cultura complessa. E noi crediamo in questo discorso europeo, in questo valore europeo. Così come crediamo nella cultura, nel fatto che questa vada trasmessa e si sviluppi liberamente, cambiando dalla mattina alla sera, proprio perché il suo valore è essere quello di coincidere con l'innovazione, con la novità. E quindi nessuna occhiata allo specchietto retrovisore come si fa in macchina, ma solo uno sguardo rivolto al futuro. È per questo che i ringraziamenti, oltre a quello che ho già fatto all'inizio, al professor Ortalli e a questo istituto che ci ospita, tra l'altro in una sala di un estremo interesse proprio figurativo, architettonico, perché arriva alla fine, nell'Ottocento, di un processo di maturazione di aspetti figurativi in questa città, che è una collezione di 1000 anni di invenzioni in tutte le arti e soprattutto, nel caso nostro, in quelle figurative. Ringraziamento all'Istituto Veneto, ma insieme a tutte le istituzioni che sono convenute, è stato detto più volte, in questa città che è abituata ad istituzioni che un po' fanno per conto proprio, ciascuna nel suo ambito, molto numerose e molto piccole. Invece questa volta si sono messe insieme e nel nome di questo grande rappresentante della città, perché Tintoretto questo è stato, e tra queste, oltre all'Istituto Veneto, devo ricordare l'Archivio di Stato, perché l'Archivio di Stato ci ha accompagnato non solo come deposito, come di quelle conoscenze che bisogna andare a trovare, reperire nel miliardo di informazioni che sono lì dentro, in modo che alimentino appunto questa ricerca, ma anche nel lavoro specifico relativo a Tintoretto, che abbiamo visto essere un uomo che è esplorabile da tanti punti di vista. Ecco la ragione del convenire delle discipline e delle arti, l'abbiamo detto. Ho avuto piacere che il professor Wolters, che ci presiede in questo momento, abbia voluto condividere questa concezione, che è ancora una concezione unitaria, è l'unità del sapere che corrisponde
a questo nostro desiderio e a questo nostro desiderio di ricerca di una testimonianza così importante come quella di Giacomo Tintoretto. Un ringraziamento ai relatori. I relatori sono stati un po' le vittime del professor Ortagli e mia, perché ogni mese gli mandavamo una lettera ricordando, questo da un anno, hanno lavorato per un anno a quelle relazioni, tutte fortemente innovative ed esplorative di direzioni di lavoro che alcune delle quali non erano state mai tentate o altre esplorate solo in parte. E questo mi pare che stia già producendo risultati di discussione e di incontri tra persone che militano in discipline che magari non si erano mai incontrate. Pensate a quel libro sull'architettura, parlo di questo perché è un po' il mio mestiere, che ha visto mettere insieme storici dell'arte con ingegneri, con informatici. Io ho assistito all'inizio di questo lavoro in questi due dipartimenti dell'Università di Padova. Vi assicuro che per un mese non si capivano, perché hanno dovuto mettere insieme e concordare un linguaggio per poter dialogare tra loro, perché alle stesse parole gli ingegneri davano un significato, gli storici dell'arte assolutamente un altro. Ma questo ha prodotto uno studio, un lavoro che altrimenti sarebbe stato impossibile, perché gli ingegneri manco sapevano chi era Tintoretto, ma gli altri non sapevano come affrontare, no, non tutti gli ingegneri, per carità, poi mi prendono le mie fuori, mi aspettano all'angolo, ma però gli altri non avevano gli strumenti, gli ingegneri non sanno, gli informatici non sanno la forza degli strumenti di cui dispongono per poter lavorare. Grazie quindi ai relatori, ma insieme grazie alla stampa che ci ha seguito anche in questi giorni, ma anche la stampa che ha commentato le mostre nei giornali di tutto il mondo. Nella mia rassegna stampa c'è perfino un articolo di un giornale di Helsinki. Non chiedetemi il nome perché i nomi finlandesi sono difficili da leggere. Ecco, all'orchestra, una tra poco ci suonerà delle musiche del tempo, è quella di lunedì scorso. Ai collaboratori anche più umili che hanno seguito dai microfoni a tutti gli apparati che ci hanno accompagnato in questo lavoro, ai restauratori naturalmente che hanno lavorato in questi anni. Si tratta di una convergenza di entusiasmo e di desiderio, di curiosità anche, che effettivamente ha sorpreso un po' tutti. Ecco, così come ci ha molto confortato che gli studiosi di tutto il mondo, i più importanti, che attorno a Tintoretto siano convenuti, vedete anche qui, in sala, eccetera, tra i più anziani e affermati e tra i più giovani che però mostrano di avere armi ormai, alcuni giovani molto e questo è bellissimo da vedere, che cominciano a discutere con noi, a contestarci magari e a pensarla diversamente. Questo è davvero importante. Ecco, così come per noi in Venezia è stata importante, lo devo ripetere questo, la collaborazione fra le istituzioni, fra di noi, ecco, al di là della Ciaco, che talvolta ci fa perdere tempo, ai ricercatori che hanno proprio concluso questo incontro di questa giornata. Ora, il futuro è un impegno a continuare su questa direzione, facendo di Venezia non la città della banalità che spesso ci dimostra nella quotidianità, ma la città che sia testimone di un manifesto
di un messaggio di umanesimo. Questo. La parola comprende tutte le ragioni che ne rendono dignitoso e desiderabile lo stare insieme tra di noi. Ecco, questo è il significato di Venezia, e vi assicuro che finché ho un po' di fiato in corpo, la scuola di San Rocco continuerà ad essere un laboratorio, un luogo che cerca di impegnarsi in questa direzione di servizio degli altri. La parola servizio, tra le più ambigue, è usata anche malamente spesso e nasconde cose meno confessabili. Ecco, vorrei usarla per un momento, almeno nel mio desiderio, in questa proposta, per dire agli amici, soprattutto gli studiosi importanti che ci hanno portato dall'estero a noi veneziani certi modi nuovi di intendere la pittura e la cultura delle arti figurative, di andare da altre direzioni, non solo da una o due, ma da tutti i punti cardinali per penetrare all'interno di questo scrigno che è appunto, in questo caso nostro, la pittura del Rinascimento. Io credo che noi cercheremo di fare questo, di accompagnare come scuola, a 600 anni di vita, è sopravvissuta a tante battaglie, naturalmente un po' malconcia qualche volta. Appunto Ruskin vedeva che pioveva dentro in quell'epoca, nelle Stones of Venice, e così. Però ci conforta molto l'amore che poi vediamo, che magari con qualche critica bonaria i nostri colleghi degli altri paesi d'Europa o del mondo, dell'America, eccetera, e in fondo l'amore che portano per questo luogo, che ritengono di essere anche significativo per loro e di appartenere a questo luogo, perché, come diceva, mi pare Chastel, non vorrei citare, mi pare proprio che lo dicesse Chastel, una volta lo disse alla Fondazione Cini e io ero studente, e c'era un schieramento dei veneziani davanti. Ha detto che veneziano non è chi è nato a Venezia, ma chi vorrebbe essere nato a Venezia. Grazie. E adesso, da quel che so, avremo l'introduzione al... Grazie. Allora, adesso c'è il concerto, che però è introdotto dalla dottoressa Livia Pancino, che prego di venire qui, che è storica della musica, oltre che musicista. Allora, fra qualche minuto entreranno i musicisti. Musicisti che ascolteremo stasera, il Collegium Vocale Monteverdi. Il Collegium Vocale Monteverdi è formato da concertisti di fama. Sono docenti e specializzandi dei conservatori di Trento e di Bolzano. Sono bravissimi, come sentirete. Direttrice è Elena Sartori, che per San Rocco è un lieto ritorno, dato che è stata fra i musicisti che inaugurarono la cantoria della chiesa di San Rocco nel 2013. Il programma prende il via da un suggerimento del professor Wedigen, che alcuni mesi fa propose di concludere questo convegno con brani che Tintoretto aveva dipinto in maniera chiara e riconoscibile nelle Donne musicanti, opera oggi a Dresda. Poi si aggiunse l'idea del terzo brano, altrettanto leggibile, nell'autoritratto della figlia Marietta agli Uffizi. Infatti durante il concerto credo che faremo scorrere sullo schermo delle immagini dallo studio del professor Wedigen sulla musica in Tintoretto. Quindi tutto il concerto sarà accompagnato ancora da immagini da Tintoretto. Tintoretto e la musica. Tintoretto e la figlia, come molti della loro classe e della loro arte, erano buoni dilettanti di musica, cantavano e suonavano. Il padre probabilmente suonava uno strumento da pizzico e la figlia da tasto. Era cosa comune.
Fino all'inizio del secolo scorso, prima dello sviluppo e della diffusione dei mezzi di riproduzione sonora, chi voleva sentire musica in casa propria aveva l'unica scelta o di retribuire dei musicisti professionisti o di imparare a prodursela da sé. E quindi molti artisti avevano una conoscenza musicale tale che permise loro la precisione nei dettagli che oggi ci fa leggere chiaramente gli spartiti nei dipinti, e la stessa precisione che permette ai liutai di riconoscere particolari di strumenti in modo tale da poter ricostruire copie di strumenti antichi. Questo me l'ha detto un liutaio, il mio liutaio. E così sono i 3 brani che punteggiano qua e là il programma, che spero abbiate tutti in mano, è stato distribuito prima. Però la maggior parte del programma è dedicato a Palestrina, del quale risalta la coincidenza del dato biografico. È esattamente contemporaneo di Tintoretto, nasce 6 anni dopo e muore lo stesso anno 1594. Sì, però Palestrina opera sempre a Roma. Che cos'è che ha a che fare un musicista così romano con un artista così totalmente veneziano? Può darsi che l'obiezione abbia le sue ragioni, però l'accostamento ha una ragione estetica. La ricchezza narrativa della polifonia di Palestrina, i contrasti coloristici, il senso di profondità del sovrapporsi dei piani sonori creano prospettive e architetture sonore che ben si accompagnano ai teleri di Tintoretto, molto meglio, secondo me, di alcuna musica contemporanea veneziana. I 2 linguaggi di Tintoretto e di Palestrina appaiono come frutto dello stesso genere di creatività e dello stesso tempo. Buon ascolto.